light under my bed. I know that it sounds crazy, but I don't mind. I've been hiding. Italia, buongiorno, che giornata molto carina, un po' nuvolosa, un po' soleggiata. Sono qui col CP con l'obiettivo 210 a fotografare un po' di fauna e piante, che così provo anche il cavalletto, sì col fiore, che così provo anche il microfono, sì col fiore era in cavalletto, mentre così sei a mano libera. Diciamo che lo stabilizzatore integrato di queste macchine, tra virgolette, non conta nulla, cioè è buono per le foto. E per il resto, insomma, devi avere tu una mano molto dolce, lenta, concentrarti sempre con quel trucchetto della tazzina di caffè strapiena, hai capito? Devi far finta che la macchina sia una tazzina del caffè strapiena, anche perché così lo zoom è al massimo e quindi ogni minimo movimento, ciao Merli, chiaramente si fa sentire. Però questo è un altro ottimo test, per me almeno, no? Perché dopo sai tutto torna per il vlog e soprattutto per i video delle puntine che ci saranno un giorno. E per capire, cioè c'è parecchio vento, guarda come si muovono i picci, per capire come si sente la mia voce e se si sente il fruscio. Secondo me neanche no, perché insomma c'è l'antivento piccolino, ma c'è, quindi vedrò dopo. Questi sono i famosi fiori che mi avevano detto di mangiare. Sai anche perché faccio i video con la musichetta, no? Attento, così sei a mano libera con un pochino di zoom, adesso non saprei neanche quanto, occhio. Adesso metto il rallentatore così i movimenti della mano li vedi molto più dolci, no? Adesso sei tornato in modalità normale, quindi molto più effetto cinema, no? Meno effetto, come si dice, dai, com'è quella categoria di Pornhub, quelli che fanno le robe fatte in casa? Vabbè, ci siamo capiti. You've been knocking hard on the door. I've been locked up in here before. 'Cause you know I've never been sure that you care. But it's been me who's keeping you out. I get lost inside of my doubts. This is all just really about my fear. So would you come and rescue me? Would you come and rescue? Povero CP è stanco, anche il fiatone. Mi dice dai, quando è che arriviamo? Dai, siamo arrivati, siamo già nella via del ritorno. Che bello che ho fatto il video alla libellula, mi mancavano ste robe. Sì, questa è un'anatra dalla testa verde. Perché ha la testa verde? Ok, vedi ragazzo, a me piace riprendere tutti i dettagli di un posto, no? Perché è un po' un scoprire le particolarità del luogo in cui stai vivendo, il luogo che stai attraversando, no? Solo che qua, accidenti, ci sono stato un macello di volte, non vedo l'ora che finisca sti blocchi del coronavirus, perché secondo me, da quel che leggo, molto probabilmente già dal 18 si può andare a fare un giro, trovare gli amici, hai capito? Sempre all'interno della regione, quindi da cattare un bel posto da puntinare col Mirko, così facciamo anche i mistieri là che rimanevano. Ah, guarda lì dietro che c'è, zoom. C'è un noto esemplare di cocal, volgarmente chiamato gabbiano, che si fa il bagnetto. Guarda come si fa il bagnetto. Ti aspettavi te aquile e leoni, invece no, ti c'avi il CP e il gabbiano. Oh, va che ben, vedi, finalmente mi sono arrivati i giardinieri a casa. Sì, perché avevo l'erba troppo alta, perdonami, che avevo il giardino un po' disordinato, però insomma adesso lo si sta rimettendo a posto, è tutta un'altra roba adesso. Sì, guarda adesso i merli felici nel prato.
Ma Italia, che noia bestia, tazzi va che ci stiamo organizzando con il nostro gruppettino, più che altro il nostro gruppettino veneto, insomma, perché magari brutto da dire, ma furlani e trentini bisogna lasciarli fuori per il discorso no, che le regioni sono ancora bloccate. Per fare un ritrovo stiamo studiando dove, io avevo buttato il Consiglio, però boh, vediamo adesso. Questo per dire che tra i prossimi video in teoria ci sarà una radunata tra di noi, quindi vedrai un po' di camper, ci sarà anche la Sonia, quindi vedrai altri camper nuovi che non hai mai visto. Il punto è qui in Italia che nessuno ha voglia di pagare 400 euro di multa, né tantomeno io, e quindi è un casino perché le notizie che circolano non sono sufficientemente chiare e quindi non sappiamo proprio. Toppa locale, futura toppa locale, un po' teenager. Someone's gotta wake up, oh yeah. If we're ever gonna make up, we're stranded. Oh, oh, oh. I don't wanna fake us, so you're frustrated with a flick. I'm disenchanted. Oh, oh, oh. I know just how to be around a boy like you and me. Don't make it harder than it needs to be. Needs to be. If you wanna be with me, gonna tell you what to see. It's time to come clean, get busy. Don't blink, you'll miss me. I'll take it up, pick it up, take it up, back up for you, baby. I'll take it, pick it up, take it up for you. I'll take it, pick it, pull up for you. I'll take it up, I'll pick it up for you. Do your thing, I'll pick it up, back up for you. Do your thing, pick it up, back up for you. Do your thing, I'll pick it up, back up for you. Wow, Italia, ho visto i video che ho registrato col microfono, sentivi tutto un fruscio di sottofondo, faceva abbastanza da schifo. Sono così andato a cercare delle soluzioni nell'internet e nell'internet c'era scritto che bisognava abbassare il volume di registrazione, metterlo a 1, io ero a 4, quindi ho detto vabbè intanto mettiamolo a 2 e di cambiare la frequenza del canale. Io l'ho cambiata su tutti e due i dispositivi, quindi sia sulla parte microfono che sulla parte ricevitore, e quindi questo è il test. Adesso vedremo come si sente soprattutto a volume. Diciamo che così sto parlando con un tono abbastanza basso, ecco. Era più carino mettere questo video nella parte lì dove ho fatto la prova del microfono, però d'altronde si sa. E puntine del mondo, se è un canale così. Ok, rieccomi qua, no, tutto a posto, diciamo che se cambi il canale devi rispegnere i ricevitori e riaccenderli perché rifacciano la ricerca in base a quel canale lì selezionato. Ok, adesso vado a sentirmi subito che sono curioso. Aspetta Italia, perché forse ne sto combinando una delle mie. C'è il ventolone dell'inverter acceso, andiamo fuori, vediamo. Ok, adesso non si dovrebbe sentire, aspetta che mi concentro. C'è di là una specie di fruscio tipo macchine in lontananza, una roba del genere. Cioè silenzio proprio totale non esiste, ok, ho capito. Però boh, vediamo se adesso si sente bene. Boh, riproviamo. Oh, guarda, singolo giallo. Praticamente dicono su internet di mettere il volume del microfono a 6 e il guadagno della fotocamera a 6. Io prima avevo il volume del microfono a 4 inizialmente, poi ho provato a metterlo a 1 e la fotocamera era sempre a 15. Adesso vediamo che succede. Torno dentro che sono curioso. Devo togliere sto rumore di fondo. No, Italia, no, fa abbastanza schifetto. Ho sentito, si sente malino. Faccio il reso, sto ancora registrando con questo e mi prenderei quello della Rode senza ripetitore wireless, cioè solo il microfonino da attaccare là, ha più o meno 1 metro di cavo, quindi se devo girare verso di me mi basta, e se ho la fotocamera in mano ovviamente mi basta. A me basta il microfono per quando sono a passeggio, che faccio i cambi di direzione e allontano e avvicino la fotocamera, capito? Perché il volume rimanga costante, quindi sì, direi facciamo così. E questo è il mio caro vecchio Rode, quanto meglio è, anzi no, aspetta che adesso rimetto a posto il volume. Ecco qua, questo è il volume corretto, insomma. Vabbè dai ragazzo, aspetteremo novità di quell'altro. Vedo che, no, forse sto andando un po' fuori, inizia a distorcere. Vabbè dai, basta, taglia questi dettagli tecnici perché non a tutti interessano.